Riviera del Brenta verso la transizione energetica, al centro del convegno tenutosi questa sera presso il comune di Stra per parlare di opportunità, vantaggi, sfide e operatività concrete per il futuro sostenibile del nostro paese. Al centro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con tutte le sfide per la Green Wave. E questa sera, carissima Sindaco, il Comune di Stra ha organizzato un importante evento per parlare di transizione energetica, una transizione energetica che parla della Riviera del Brenta. Sì, parla della Riviera del Brenta, parla delle nostre comunità. Noi questa sera abbiamo voluto iniziare un percorso che vogliamo ci porti all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili nel nostro territorio. Quindi c'è bisogno di conoscere l'argomento, conoscere le importanti implicazioni che questo comporta, avere consapevolezza per poi appunto coinvolgere la cittadinanza, le attività produttive, le varie realtà nella creazione delle comunità energetiche per l'utilizzo di energie rinnovabili, per ridurre i consumi energetici, per uno scopo anche sociale, come è ben emerso questa sera. Quindi per poter dare una mano anche a chi magari si trovi in difficoltà, chi presenti situazioni di povertà energetica, quindi insomma una serie di argomenti estremamente importanti e interessanti che sono stati ben toccati questa sera. Sono sfide, sono percorsi innovativi che dobbiamo imparare a conoscere e dobbiamo percorrere tutti insieme, perché è certamente importante, come è ben emerso in questo convegno, che i soggetti che partecipano a questi progetti siano parecchi, siano diversi, per poter integrare le opportunità e i bisogni di ciascuno. E proprio al centro di questo importante convegno le opportunità offerte dalle comunità energetiche rinnovabili, un vero e proprio strumento per la transizione energetica, è così? Certo, perché le comunità energetiche rispondono pienamente ai criteri di sostenibilità, nel senso che rispondono da un lato a una questione ambientale, cioè la produzione di energia da fonti rinnovabili è una risposta concreta al cambiamento climatico e quindi alle emissioni di CO2. In secondo luogo è una risposta di tipo economico, perché chi in qualche modo produce l'energia da fonti rinnovabili abbassa, per quanto poco, il costo e quindi abbiamo un risparmio. E il terzo luogo è la dimensione sociale, perché le comunità energetiche possono, volendo, mettere a disposizione le risorse che raccolgono per chi ne ha più bisogno. Ecco che abbiamo quindi uno strumento di sostenibilità concreta che si può realizzare nei nostri territori. E di comunità energetiche se ne parla sempre di più, con nuove operatività e organizzazioni per realizzarle, un nuovo progetto nel Miranese con Confapi. Esatto, siamo alle battute iniziali, il progetto è in stato embrionale, ma stiamo costituendo la prima comunità energetica di Milano, che è stata appunto denominata CERS, Comunità Energetica Sociale, proprio perché all'interno della comunità ci sono delle entità sociali che usufruiranno di questo agglomerato di aziende, enti e privati che si legano per uno scopo comune, che è quello di fare del bene per il sociale, accomunandosi con questa comunità energetica. Sostanzialmente il live motive della comunità energetica è proprio quello di, attraverso il sociale, creare questa comunità energetica per portare questo aiuto sociale sul territorio, nel caso il territorio del Miranese, perché le aziende associate sono tutte del territorio del Miranese. Quindi oggi è importante, abbiamo visto in passato con l'aumento dell'energia elettrica, di avere una comunità energetica che garantisca un livello sostenibile di elettricità, diciamo così, sul territorio. E parlare di comunità energetiche, di transizione, muove la curiosità, ma anche i dubbi, ma anche sì delle criticità che sono emerse nel porre delle domande e il bisogno soprattutto di risposte. Sì, diciamo che man mano che si va avanti nella presentazione delle comunità energetiche se ne discute, si analizzano, si vengono anche ad evidenziare quelli che sono gli aspetti, diciamo, di meno entusiasmo e più critici. Particolarmente in questa serata sono emerse delle domande proprio a evidenziare questo, cioè intanto conti fatti alla mano emerge che l'incentivo che si riesce ad avere per il nucleo familiare non è un incentivo che può cambiare la vita. L'osservazione fatta era qualche centinaio di euro.
Concordiamo su questo è dovuto al fatto che l'incentivo era calcolato sul vecchio costo dell'energia e non è stato adeguato, su una difficoltà che ha oggi anche il GSE di allineare e mettere ordine in una tariffa, tanto che in questo momento qua non siamo neanche in grado di avere certezza su quelli che saranno gli incentivi, per cui sempre più dobbiamo andare a mettere in risalto i due temi importanti che sono un po' le fondamenta della comunità energetica. Il primo, dare una mano al sistema distributivo italiano, perché senza le comunità energetiche si va inesorabilmente verso il tracollo, cosa che sta da anni emergendo e progressivamente stiamo andando verso quella direzione, e poi all'aspetto appunto sociale, quindi la comunità energetica non risolve completamente i problemi delle famiglie, è un piccolo tassello della transizione energetica importante, fondamentale, che potrà essere sicuramente sviluppato e potrà essere riempito di contenuti nel futuro. Certo che in questo momento qua, anche per noi, dobbiamo essere sempre chiari, stasera lo siamo stati condividendo con tutti i relatori, penso che ognuno di noi nel suo primo passaggio ha messo con chiarezza questo. Quindi ne va della qualità dei convegni. Non raccontiamo più le favole che tutti ci vogliamo bene, tutti ci aiutiamo, ma diciamo le cose come stanno. Il Consorzio CEV è sempre a fianco degli enti per aiutarli e per spiegare quelli che possono essere gli aspetti positivi, tanti, negativi qualcuno. Noi lavoriamo per risolvere quelli negativi e fornire un modello che sia attuabile, certo e soprattutto gestibile.